Queste pillole di esercizio sono sedute di allenamento adatte a persone affette da patologie croniche, quali storie di neoplasie, cardiopatie o diabete, che non abbiano subito ricoveri negli ultimi 3 mesi. Queste persone possono beneficiare degli effetti dell'esercizio fisico per contrastare l'evoluzione della malattia e prevenirne le complicanze. Vediamo insieme qualche buona regola prima di cominciare. Evita di allenarti dopo i pasti. Ricorda di bere durante o dopo l'allenamento. Ricordati di assumere regolarmente i farmaci come prescritto dal tuo medico. Verifica che la pressione arteriosa sia regolare e ben controllata, con valori che non dovrebbero essere superiori a 140 su 90 mm di mercurio in condizioni di riposo. Se possibile, controlla la tua frequenza cardiaca, che deve avere valori regolari e comunque inferiori a 100 battiti al minuto in condizioni di riposo. Verifica regolarmente il tuo peso per assicurarti che non ci siano variazioni importanti rispetto al tuo peso abituale. Se soffri di diabete, misura la glicemia prima, durante e dopo l'allenamento. Allenati solo se il tuo controllo glicemico è buono e stabile nelle ultime settimane. Sarebbe bene cominciare con il riscaldamento solo se la glicemia è compresa tra i 130 e i 230 mg su decilitro. Se la glicemia è inferiore a 130 mg su decilitro, consuma un piccolo spuntino, come dei crackers. Non allenarti se oggi o nei giorni precedenti hai avuto febbre, difficoltà respiratorie, sintomi influenzali o altri disturbi. Esegui solo gli esercizi che riesci a fare senza stancarti troppo. Non eseguire esercizi che ti sembrano troppo intensi. Se hai ricevuto delle indicazioni precise dal tuo medico in merito all'attività fisica che puoi svolgere, svolgi solo l'attività che ti è stata indicata. Gli esercizi che andremo a svolgere oggi sono studiati per essere eseguiti a un'intensità tra il leggero e il moderato. Per capire qual è l'intensità dell'esercizio che stai compiendo, utilizza il talk test. Se durante l'esercizio riesci a cantare, l'intensità è leggera. Se riesci a sostenere una conversazione, l'intensità è moderata. Se non riesci a parlare, l'intensità è vigorosa. Se l'intensità dell'esercizio è troppo elevata, rallenta o fai una pausa. Ed ora siamo pronti a cominciare con il riscaldamento. Esercizio di riscaldamento e mobilità. Mobilità articolare più marcia. Cominciamo la nostra sessione di allenamento con esercizi di mobilità articolare, ovvero degli esercizi che vanno a preparare le articolazioni per la fase centrale della seduta. Per l'esecuzione di questi esercizi, la posizione di partenza è sempre in piedi. Tutti i movimenti devono essere lenti, controllati e il più ampi possibile in base alla vostra mobilità. Non devono provocare dolore e la respirazione deve essere naturale e il più possibile regolare. Partiamo con dei movimenti di flessione dorsale e plantare per l'articolazione della caviglia. Una gamba distesa avanti con la punta del piede in appoggio a terra. Schiena dritta, mani in appoggio sui fianchi e spalle rilassate. Eseguiamo una flessione dorsale, ovvero solleviamo la punta del piede da terra, e una flessione plantare, ovvero riportiamo la punta del piede sul pavimento. Un movimento è composto da flessione dorsale e flessione plantare. Eseguiamo l'esercizio 10 volte. Facciamo dei movimenti sempre lievi e controllati. Fermiamoci nel caso avvertissimo dolore. Ripetiamolo con l'altra caviglia. Ricordiamo di mantenere una respirazione regolare in tutti i movimenti. Continuiamo con un esercizio per l'articolazione del ginocchio, la flesso-estensione. Solleviamo un piede da terra, pieghiamo la gamba con il ginocchio all'altezza del bacino, o più basso in base alle nostre capacità. Manteniamo la schiena dritta, le mani in appoggio sui fianchi e le spalle rilassate. Estendiamo la gamba cercando di non abbassarla e flettiamo tornando in posizione di partenza. Se non ci sentiamo stabili, possiamo aiutarci appoggiandoci sullo schienale di una sedia o su un tavolo. Eseguiamo l'esercizio per 10 volte.
Se sentiamo qualche fastidio a livello articolare, riduciamo l'ampiezza del movimento. Ripetiamo l'esercizio dall'altro lato. Ricordiamo di mantenere un ritmo lento e di rendere il movimento più fluido possibile. Ora facciamo un esercizio per preparare il bacino e la zona lombare, le circonduzioni. Posizioniamo i piedi leggermente più larghi rispetto alle anche. Teniamo le gambe distese, le mani in appoggio sui fianchi, la schiena dritta e le spalle rilassate. Iniziamo a disegnare dei cerchi col bacino, ovvero portiamo il bacino verso destra, indietro, verso sinistra e torniamo avanti. E continuiamo per 10 volte, sempre nella stessa direzione. Per aiutarci nel movimento, pensiamo ad un orologio. Portiamo il bacino a ore 3, 6, 9, 12 e ripetiamo. Facciamo l'esercizio nella direzione contraria. Attenzione a non muovere le spalle, cerchiamo di muovere solo il bacino. Possiamo svolgere gli esercizi di mobilità quotidianamente per ridurre i dolori e mantenere un buon grado di movimento in tutte le articolazioni. Passiamo ora alla parte alta con delle circonduzioni delle spalle. Partiamo in piedi, braccia lungo i fianchi, schiena dritta, spalle rilassate. Immaginiamo di disegnare dei cerchi con le spalle. Portiamo le spalle verso l'alto, verso dietro, verso il basso e verso avanti per 10 volte. Con il passare delle ripetizioni dovremo percepire maggior libertà di movimento a livello delle articolazioni. Ripetiamo nella direzione opposta. Portiamo le spalle verso avanti, verso il basso, verso dietro e verso l'alto. Per ultimo, andiamo a muovere la zona cervicale con delle flesso-estensioni. Partiamo in piedi, con schiena dritta, mani appoggiate ai fianchi, spalle rilassate e sguardo rivolto avanti. Portiamo il capo verso l'alto guardando il soffitto e poi verso il basso guardando la pancia per 10 volte. Concludiamo la fase iniziale con un esercizio che va a preparare il sistema cardiovascolare all'allenamento che andremo a svolgere e che serve anche a migliorare la coordinazione. Marcia sul posto. Partiamo in piedi e iniziamo ad eseguire una marcia passeggiata sul posto, portando il ginocchio in alto, al massimo fino all'altezza del bacino. Muoviamo le braccia come se stessimo camminando, facendo salire il braccio opposto alla gamba che esegue il passo. Attenzione, per chi ha difficoltà nell'equilibrio, è possibile eseguire gli esercizi con le mani in appoggio alla parete. Dopo 8 movimenti svolti in questo modo, posizioniamo i piedi un po' più larghi delle anche e continuiamo. Manteniamo sempre lo sguardo avanti. Eseguiamo per 2 volte e poi continuiamo con 4 passi vicini e 4 passi con i piedi divaricati. Eseguiamo per 4 volte e finiamo con 2 passi a piedi vicini e 2 passi a piedi divaricati. Questo esercizio è ottimo per migliorare l'equilibrio e prevenire così le cadute. Alla fine dell'esercizio recuperiamo per 1 minuto.
Se soffri di diabete, controlla quotidianamente i piedi per escludere la presenza di lesioni. In caso di lesioni, evita tutti gli esercizi che vadano a sovraccaricare la zona lesa. Utilizza sempre scarpe appropriate per eseguire gli esercizi. Adulti e anziani dovrebbero svolgere almeno 150 minuti di attività fisica a intensità moderata a settimana, divise tra i 3 e i 5 giorni. Fase centrale. Squat monopodalico da gradino. Partiamo in piedi su un gradino. Mi raccomando, i piedi sono alla stessa larghezza delle anche. Appoggiamo la mano al corrimano della scala o alla parete. Carichiamo il peso del corpo sulla gamba destra e portiamo la gamba sinistra indietro e la punta del piede in appoggio a terra. Eseguiamo uno squat monopodalico con la gamba destra. Pieghiamo la gamba inspirando ed espirando la distendiamo verso l'alto. Premiamo a terra il tallone destro e spingiamo per risalire. Se non abbiamo un gradino, possiamo eseguire l'esercizio con entrambi i piedi in appoggio a terra. Le ginocchia devono rimanere sempre sopra l'area d'appoggio del piede. Per questo esercizio svolgiamo dalle 6 alle 15 ripetizioni, in base alla nostra tolleranza. Manteniamo la schiena leggermente inclinata in avanti, ma dritta. Attiviamo l'addome per aiutarci a tenere la colonna vertebrale in posizione neutra. E ora cambiamo lato. Uno degli obiettivi degli esercizi di forza, soprattutto per chi ha patologie croniche, è quello di aiutare la persona a mantenere l'indipendenza e l'autonomia durante le attività della vita di tutti i giorni. Alla fine dell'esercizio recuperiamo per 30 secondi. È possibile svolgere 3 serie. Ricorda che praticare costantemente esercizio fisico riduce il rischio di tumore del colon, della prostata e della mammella. Percepiamo il peso del corpo sul piede e sulla gamba che poggiano sul gradino. Acceleriamo o rallentiamo il nostro ritmo a seconda della nostra fatica, per mantenerci su un'intensità leggera o moderata.
Ricorda che praticare costantemente esercizio fisico riduce il rischio di sviluppare ipertensione arteriosa. Contraiamo leggermente gli addominali per acquisire stabilità nel movimento. Nelle donne operate di tumore alla mammella, praticare costantemente esercizio fisico riduce di circa il 40-60% il rischio di una recidiva di un nuovo tumore. Fase centrale. Alzate laterali. Questo esercizio serve per migliorare la forza delle nostre spalle. Afferriamo una bottiglia per mano. Utilizziamo delle bottiglie più o meno pesanti in modo da non fare sforzi eccessivi. Partiamo in piedi con i piedi alla larghezza del bacino, con le ginocchia leggermente piegate e la schiena dritta. Le braccia sono lungo i nostri fianchi. Lentamente, tenendo i gomiti leggermente piegati, cerchiamo di sollevare le bottiglie lateralmente fino a raggiungere l'altezza delle spalle. Ritorniamo quindi nella posizione di partenza con le braccia lungo i fianchi. In base al nostro grado di allenamento, svolgiamo dalle 6 alle 15 ripetizioni. Espiriamo mentre solleviamo le nostre bottiglie fino all'altezza delle spalle ed inspiriamo mentre ritorniamo nella posizione di partenza con le braccia lungo i fianchi. Recuperiamo per 1 minuto e svolgiamo l'esercizio per altre 2 serie. Se non sei abituato a svolgere attività fisica regolarmente, inizia eseguendo un numero basso di ripetizioni per ogni esercizio e allunga i tempi di recupero tra un esercizio e l'altro. Lascia passare almeno 1 o 2 giorni tra un allenamento e l'altro. Incrementa in maniera graduale il numero di ripetizioni e di allenamenti nell'arco delle successive settimane, in base alle tue capacità. Non solleviamo le spalle, ma guidiamo il movimento dai gomiti.
Realizza un abbigliamento comodo e appropriato alla temperatura del luogo in cui ti alleni. Scegli tessuti che permettano una buona traspirazione. Non è vero che per dimagrire bisogna sudare indossando indumenti eccessivi. Il calo di peso che si ottiene sudando è legato esclusivamente a una perdita di liquidi, ma la massa grassa rimane inalterata. Manteniamo lo sguardo avanti per non affaticare la muscolatura cervicale. Se soffri di diabete, controlla la tua glicemia prima, durante e dopo l'esercizio per assicurarti di mantenere valori glicemici nella norma. Ricordati di mantenerla controllata anche nelle ore successive all'allenamento per prevenire ipoglicemie tardive. Fase centrale. Equilibrio in appoggio monopodalico. Partiamo in piedi con le mani in appoggio alla parete, la schiena dritta, le spalle rilassate e lo sguardo rivolto avanti. Solleviamo un piede dal pavimento. Manteniamo la posizione per 20 secondi. Gli esercizi di equilibrio sono fondamentali per prevenire il rischio di cadute. Recuperiamo per 10 secondi e poi ripetiamo l'esercizio con l'altro piede. Ricorda che praticare costantemente esercizio fisico è indicato come prevenzione di tutte le malattie croniche. Questi esercizi possono essere ripetuti ogni giorno. Eseguiamo l'esercizio per altre 2 volte. Ricorda che se hai avuto un infarto miocardico, praticare costantemente esercizio fisico ti protegge dal rischio di una recidiva. Proviamo a sentire ogni punto del piede che prende contatto con il pavimento. Ricorda che praticare costantemente esercizio fisico previene l'osteoporosi. Manteniamo il ginocchio della gamba che è a terra leggermente piegato.
Ricorda che praticare costantemente esercizio fisico riduce il rischio di ictus. Fissiamo un punto davanti a noi per aiutarci a mantenere l'equilibrio ed essere stabili. Ricorda che praticare costantemente esercizio fisico riduce il rischio di sviluppare il diabete. Se soffri di ipertensione, la fase di defaticamento è importante. Aiuterà a riportare i tuoi valori pressori nella norma in maniera graduale e a prevenire il rischio di ipotensione. Defaticamento. Questa fase deve riportare il corpo a uno stato di riposo. Riprendiamo la marcia che abbiamo svolto all'inizio per 2 minuti a un'intensità più leggera. Partiamo in piedi e iniziamo a eseguire una marcia o passeggiata sul posto, portando il ginocchio in alto, al massimo fino all'altezza del bacino. Dopo 8 movimenti svolti in questo modo, portiamo i piedi un po' più larghi rispetto al bacino e continuiamo. Muoviamo le braccia come se stessimo camminando, facendo salire il braccio opposto alla gamba che esegue il passo. Manteniamo un ritmo più lento rispetto a quello della fase iniziale. Ricordiamo che possiamo aiutarci appoggiandoci a una sedia o alla parete. Allungamento muscolatura posteriore. L'ultimo è un esercizio di allungamento con cui possiamo migliorare l'elasticità dei muscoli posteriori delle gambe. Partiamo in piedi con le mani in appoggio alla parete. Portiamo indietro il piede destro, mantenendo la gamba tesa e il tallone a terra. La gamba sinistra avanti è leggermente piegata, il busto inclinato in avanti. Manteniamo la posizione continuando a respirare regolarmente per 30 secondi. Dobbiamo percepire una leggera tensione nella muscolatura posteriore della gamba che sta dietro. Ora cambiamo lato. Se la tensione è eccessiva, arretriamo leggermente con il bacino.
Possiamo ripeterlo 2 volte per lato. Allungamento tratto cervicale. Partiamo in piedi, con la schiena dritta, per mantenere attiva la muscolatura del tronco. Portiamo il braccio destro sopra la testa e andiamo a prendere con la mano destra l'orecchio sinistro. Aiutiamoci ad inclinare la testa verso destra, avvicinando l'orecchio alla spalla. Teniamo il braccio sinistro lungo il fianco e spingiamo la mano verso il piede, in modo da sentire una leggera tensione che va dall'orecchio alla spalla sinistra. Manteniamo la posizione continuando a respirare regolarmente per almeno 40 secondi fino al minuto. Ora cambiamo lato. È importante che l'orecchio vada verso la spalla e non viceversa. Le spalle devono rimanere allineate e rilassate. Bravi, avete concluso la vostra sessione. Non vi sentite già meglio? Arrivederci al prossimo allenamento.